Buonasera, continuiamo i nostri appuntamenti sul tema Covid-19. Oggi è la volta del dottor Nenè Mangiacavallo di Ribera, che tra l'altro è uno specialista pneumologo. Grazie dottore Mangiacavallo per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei e buonasera. Allora, parliamo un po' della situazione generale che sta generando questo coronavirus. Ecco, lei anche come esperto ci può dare sicuramente qualche informazione un po' più dettagliata di tutto quello che si sta verificando, anche da un punto di vista medico. Poi andremo man mano nella scaletta che ho preparato, affronteremo anche dati statistici, vaccini, insomma un po' di tutto. Sì, non vorrei deludere le sue aspettative. La ringrazio per avermi riconosciuto come esperto. Sicuramente sto seguendo con molta attenzione le vicende in maniera particolare sanitarie ed epidemiologiche strettamente collegate con questa maledetta infezione. Ad oggi abbiamo sicuramente qualche elemento, se non di gioia, sicuramente di gratificazione degli impegni che sono stati sviluppati e dei sacrifici che sono stati condotti a livello nazionale, perché la percentuale dei nuovi contagi rispetto al giorno precedente finalmente è scesa al di sotto del 2% a livello nazionale. Abbiamo l'1,6% che è un dato incoraggiante. Oggi ci sono stati a livello nazionale 2.997 nuovi casi, ma quello che è significativo è che le regioni particolarmente esposte al contagio, che hanno avuto delle conseguenze tragiche, sono scese notevolmente con questa percentuale dei nuovi contagi rispetto al giorno precedente e si aggirano tutte, tranne il Piemonte che è al 3%, intorno all'1,3%, così come la Sicilia che oggi ha registrato 10 nuovi casi positivi e si attesta ad una variazione percentuale rispetto al giorno precedente dell'1,4%. Questi dati, che sono sicuramente incoraggianti, non possono e non devono indurre ad un allentamento di quelle che sono le misure di contenimento che fino ad oggi, devo dire, nella stragrande maggioranza dei casi, gli italiani e i siciliani abbiamo rispettato, perché guai a mollare. Perché questi dati sono sicuramente significativi di un quadro migliorato rispetto alla situazione tragica di qualche settimana fa, ma non dobbiamo dimenticare che i positivi documentati sono sicuramente sottostimati rispetto a quelli che verosimilmente circolano. Perché se è vero che la percentuale e il numero totale dei positivi è 10 volte superiore a quello che attualmente è stato riscontrato con i tamponi, quello che ne discende è che in circolazione ci sono molti positivi asintomatici che sono dei potenziali untori, per dirla alla manzoniana maniera, ma sono sicuramente dei soggetti che possono contagiare. Per cui, pur guardando con maggiore attenzione e con maggiore speranza a quella che dovrebbe essere la cosiddetta fase 2, attenzione a non mollare la presa. Dobbiamo continuare con il distanziamento fisico, sono solito definirlo io, perché distanziamento sociale non è, sarà un termine adottato dalla comunità scientifica, ma non mi piace, al distaccamento fisico, a lavare le mani, seguire strettamente le norme igieniche, le mascherine, i guanti, disinfettare, le norme igienizzanti e così via. Relativamente alla fase 2, io ritengo che non solo dal punto di vista economico, ma anche e principalmente bisognerebbe già pensare dal punto di vista strettamente sanitario a pianificare quella che deve essere la fase 2 sul fronte sia ospedaliero che sul fronte territoriale, perché non si è commesso questo errore, ma si rischia di commetterlo, si sta di fatto pensando quasi esclusivamente alla patologia collegata al coronavirus, che fra l'altro presenta una vasta gamma di sintomi e una vasta gamma di presentazioni cliniche, e possibilmente si è portati a trascurare molte altre patologie, in maniera particolare quelle croniche e invalidanti, che rappresentano la stragrande maggioranza, che non sono secondarie al coronavirus, anzi rappresentano dei livelli di rischio o di vitam o di valitudine di gran lunga superiori a quelli del coronavirus e che purtroppo oggi
queste patologie sono state, se non completamente abbandonate, sicuramente un pochettino trascurate. Cosa voglio dire? Ci si è adoperati su tutti i fronti per istituire nuove unità di terapia intensiva, nuovi posti di rianimazione, l'acquisto di ventilatori, cose sacrosante perché mai dovesse succedere dobbiamo farci trovare preparati ad una evenienza particolarmente significativa, difficile, impegnativa. Ma non dobbiamo assolutamente trascurare la riapertura di quelle unità operative fondamentali, sia mediche che chirurgiche, ai day hospital, a tutte quelle strutture sanitarie deputate ai controlli, al follow-up, alla valutazione, al controllo periodico di questi pazienti che attualmente, fra l'altro, sono in balia di se stessi. Quindi io non ho da consigliare niente a nessuno, ma credo che sia arrivato il momento che le autorità sanitarie, le autorità territoriali, ospedaliere, i commissari straordinari pianificano con precisione e con determinazione nei tempi, oltre che negli obiettivi, quello che deve essere il passaggio da una fase 1, per forza di cose, alquanto confusionaria e possibilmente, come dire, estemporanea, ad una fase di sana programmazione, di gestione della promozione della salute, che ora deve tenere conto di altri parametri. Dottore Mangiacavallo, ecco, lei ha iniziato il discorso sulla fase 2. La fase 2 è lontana, è vicina, c'è per ora diversi commenti per questa fase 2. Siamo vicini, siamo lontani, quanto può durare secondo lei? Sicuramente io non sono la persona più adatta a fare di queste previsioni, ammesso che ci siano persone in grado di fare previsioni precise. Coloro i quali si azzardano a stabilire date, il 4 maggio, il 15 di maggio, il 30 di giugno, credo che possano essere smentiti dai fatti, perché tutto dipenderà dall'andamento di questi indici epidemiologici, dai controlli sierologici che saranno fatti un po' in tutta Italia e dipenderà anche principalmente dal comportamento che sarà assunto o mantenuto o modificato dagli italiani, perché bisognerà fare dei controlli sierologici che anche in Sicilia saranno avviati, bisognerà vedere questi dati se si modificano in positivo, così come è avvenuto in questi giorni, o se dovessero esserci nuovi focolai di infezione. Quindi presumibilmente dobbiamo dire che ci avviciniamo ad una ipotetica data più o meno prossima in cui, senza minimamente trascurare le misure di contenimento, ci dovremo apprestare a gradatamente avvicinarsi verso una situazione di normalità. Ma ci sono due diversi approcci. C'è un approccio essenzialmente economico e c'è un approccio essenzialmente sanitario. Io mi rendo conto che i decisori sono travagliati da queste due sollecitazioni. Da un lato la pressione economica legittima, che porta a valutare l'eventuale danno che può scaturire da un'ulteriore chiusura delle aziende, delle imprese, delle attività commerciali, delle attività turistiche. E un'altra sollecitazione altrettanto legittima e che mi riguarda come operatore della sanità, che è la tutela della salute davanti a tutte le altre cose, perché non vorrei che per migliorare la situazione economica si dovesse riaprire la porta a nuovi contagi e quindi ritrovarci in una situazione dalla quale con grossa fatica, con grossi sacrifici, pare che stiamo venendo fuori. E siccome lei mi ha chiesto di fare una previsione, io le rispondo con una famosa frase del carissimo Gerrico Carofiglio. Io sono convinto che il migliore metodo per non sbagliare le previsioni è quello di non farle. Quindi anch'io mi associo a questa valutazione di Gerrico Carofiglio e dico non faccio nessuna previsione. Dico semplicemente che questi dati orientano verso un approssimarsi di un passaggio graduale da una fase di assoluto restringimento ad una fase di graduale apertura. Certo, le aziende dovranno riaprire, ma si dovrà garantire non solo la sicurezza dei lavoratori,
si dovrà garantire la sicurezza di tutti i cittadini, perché la riapertura delle aziende, la riapertura degli uffici, non è che comporta soltanto il contatto fisico, sia pure distanziato, all'interno delle aziende, delle industrie, degli uffici. No, comporta anche dei problemi di mobilità, mezzi pubblici e così via. Per cui prima di riavviare la fase della normalità bisogna essere certi che il rischio sia quanto più è possibile vicino allo zero. E non solo per quanto riguarda il famoso R0, che è questo indice di contagiosità di un soggetto rispetto ad altri, ma il rischio che in assoluto si corre per evitare che si possa registrare in Italia quello che si sta registrando in Cina, quello che si sta registrando in Corea, cioè di soggetti che erano guariti e che si ritrovano un'altra volta positivi. Secondo lei, ecco, un suo parere da un punto di vista medico, essendo lei pneumologo, per cui chiaramente addentrato nella materia, la studia da anni, per cui com'è questo coronavirus? Beh, il coronavirus non è appartenente ad una famiglia nuova. Di coronavirus se ne conoscono tanti, alcuni che non hanno provocato danni, ad esempio i comuni virus influenzali, altri che sono stati responsabili di quadri endemici, epidemici particolarmente pesanti, anche se in zone circoscritte, come ad esempio il coronavirus che è stato responsabile della SARS e quello che è stato responsabile della MERS. Appartengono tutti alla stessa famiglia, ma questo coronavirus 19 responsabile della Covid ha sicuramente delle caratteristiche di contagiosità di gran lunga più pericolose, pesanti, micidiali rispetto agli altri coronavirus. E anche se si conosce molto poco, il problema di questo virus è che penetrando nelle vie aeree inferiori, in alcuni casi, fortunatamente in una percentuale limitata di casi, provoca una polmonite interstiziale bilaterale che, a differenza di altri quadri di infiammazione del polmone, interessa quella parte del tessuto polmonare responsabile degli scambi gassosi. Questo comporta la impossibilità di ossigenare il sangue con una conseguente insufficienza respiratoria e con una serie di processi infiammatori a cascata che non sto qui a descrivere perché il quadro si farebbe complicato. A volte anche la somministrazione di ossigeno con una ventilazione assistita non invasiva o addirittura con la terapia intensiva, cioè con la rianimazione con i soggetti intubati, non si riesce a superare purtroppo questo danno anatomico, questo danno funzionale che porta al decesso di molti soggetti, in maniera particolare i soggetti con pluripatologie avanti negli anni, ma non possiamo ignorare il fatto che anche soggetti relativamente giovani approdano al decesso. Ci sono varie ipotesi patogenetiche, fisiopatologiche. Una delle ultime di cui tanto si sta discutendo è questa microembolizzazione, questa trombizzazione dei vasi polmonari, per cui si discute anche di una ipotesi di somministrazione dell'eparina per evitare questa coagulazione intravasale più o meno disseminata. Un dato è certo che molte terapie ancora allo stato sperimentale con antivirali, con la colchicina, il famoso Pacanil, che fra l'altro non si trova più, e quelli che lo utilizzavano, che lo utilizzano per altre patologie come l'artrite reumatoide, rischiano di trascurare la propria malattia, pare che diano risultati positivi. Incrociamo le dita, aspettiamo che queste sperimentazioni vadano avanti, ma la cosa più importante, a mio modestissimo avviso, è che al più presto, certo rispettando i tempi che la scienza impone per queste sperimentazioni, si possa scoprire un vaccino che, se non può metterci al sicuro, almeno ci tutela in maniera molto più consistente. Ecco, a proposito di vaccini, lei mi ha anticipato la domanda. Ho letto, ho visto che ce ne sono una decina
diciamo, un po' in tutto il mondo e si stanno cercando le persone su cui sperimentare. Ce n'è proprio uno dell'IBREM, quell'azienda, diciamo, italiana, in collaborazione con l'Università di Oxford, che parla proprio dell'eparina, però dico, ce ne sono anche tanti altri. Ma C'è- ci ci sarà una buona sono in possibilità atto di trovare un vaccino? ci sono almeno in atto 40 centri autorevolissimi, prestigiosi in tutto il mondo che stanno lavorando alla elaborazione di un vaccino. Non perché io sia particolarmente ottimista o speranzoso, ma avendo riscontrato negli ultimi decenni i grandi progressi che la scienza ha fatto in maniera particolare in questo settore, credo, auspico, sono convinto che in un arco di tempo ragionevole questo vaccino ci sarà. Ma bisognerà vedere poi questo vaccino a chi potrà essere somministrato, a chi dovrà essere somministrato e che tipo di immunità potrà determinare. Quindi la cosa più importante oggi, nell'attesa di una terapia certa, nell'attesa di un vaccino certo, nell'attesa che migliori il quadro anche di una possibile immunità di gregge, quello che dobbiamo rigorosamente rispettare è quello che ci viene molto facile da mettere in atto, cioè il rispetto di quelle norme igieniche, di quelle misure di contenimento che fino ad oggi fortunatamente hanno dimostrato di essere particolarmente efficaci. E una raccomandazione particolare bisogna farla a coloro i quali sono responsabili della gestione degli ospedali, perché bisogna cercare, e non perché lo dica il ministro soltanto, che è una voce autorevole, prestigiosa e sicuramente abilitata a dare queste indicazioni, bisogna evitare in qualsiasi maniera la promiscuità fra soggetti positivi, fra soggetti infettati e soggetti sani, perché quello che si è verificato in Lombardia, al di là di quella suggestiva ipotesi della partita Atalanta-Valencia del 19 febbraio giocata a San Siro, dove c'erano almeno 45.000 bergamaschi messi uno accanto all'altro, chi tossiva, chi starnutiva, chi parlava con le famose goccioline. A parte questo, abbiamo visto cosa si è verificato in alcuni ospedali dove sono esplosi dei focolai particolarmente pesanti. Bisogna fare particolarmente attenzione in zone particolarmente esposte, bisogna fare attenzione in maniera particolare nelle residenze degli anziani, per una serie di motivi, non ultimo la particolare fragilità dei soggetti anziani che possono diventare facile preda di questo maledetto virus. Ecco, ma come mai non si ci è pensato prima? Addirittura la magistratura ha aperto numerose inchieste, sia dal nord, anche fino in Sicilia, a Troina. Ecco, come mai non si è pensato prima di fare i controlli, gli accertamenti in queste, diciamo, aree a rischio particolarmente? Io faccio il medico, per cui mi occupo soltanto di questo aspetto della questione. Sono stato, sono e sarò sempre rispettoso delle competenze degli altri. Se ci sono delle denunce, e alcune provengono da colleghi medici autorevoli, dai presidenti ad esempio degli ordini professionali dei medici della Lombardia, è giusto, è doveroso che la magistratura faccia il suo corso. Io non ho individuato responsabili, colpevoli o criminali, non sta a me dirlo. Certo. Bisognerà accertare se corrisponde a verità quello che è stato pubblicamente denunciato da medici, infermieri e operatori. Se non c'è stata la minima accortezza nella applicazione di misure igieniche e di contenimento, come qualcuno ha sostenuto assumendosene le responsabilità, se è vero che è stato vietato agli infermieri e ai medici di indossare le mascherine per evitare di traumatizzare psicologicamente gli anziani, francamente non è un fatto accettabile. Così come non è accettabile che oggi arrivino i soloni, che oggi arrivino i sapientoni a dire perché
non avete fatto prima determinate cose, assegnando oggi la colpa a livello nazionale, domani a livello regionale. Ma di che cosa stiamo parlando? Più di quello che è stato fatto a livello istituzionale. Che cosa si doveva fare? Io mi permetto di ricordare, non voglio difendere nessuno, sto parlando da medico, non da operatore politico. Mi permetto di ricordare che la prima indicazione che a me è pervenuta come medico risale al 30 di gennaio, quando il Ministero ha mandato la prima circolare, prima ancora che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarasse lo stato di emergenza. Chi poteva immaginare che il coronavirus, che per la verità circolava già da tempo e non sappiamo dove e non sappiamo da quanto tempo, poteva determinare una tragedia, un'ecatombe così pesante? Con il senno del poi siamo tutti bravi. Certo, se sono stati commessi errori in una fase successiva, chi ha sbagliato deve pagare. Ma quando sento questi critici televisivi che pur di occupare una sede in un talk show si improvvisano virologi, epidemiologi, medici, pneumologi, francamente non mi viene da ridere, mi viene da piangere, perché determinate affermazioni non sono minimamente accettabili. Io faccio riferimento a quello che si è verificato qualche tempo fa in occasione dell'influenza aviaria. Ricorderà che c'è stata la famosa influenza aviaria che ha seminato terrore in tutto il mondo. Fortunatamente sono morti soltanto 3 polli, 4 tacchini e forse un operatore del settore in Vietnam o nel Laos, ma allora il pericolo era incombente e io ricordo che l'Italia acquistò, per fare fronte al rischio dell'epidemia, 30 milioni di dosi di un vaccino che nel frattempo era stato sintetizzato. Ebbene, di quei 30 milioni di dosi che sono state acquistate, fortunatamente ne sono state utilizzate soltanto 800.000. Allora si gridò allo scandalo, perché fu accusato il Ministero, furono accusati i dirigenti, non solo la componente politica, ma anche la componente amministrativa, di avere sprecato inutilmente del denaro. Quindi, con il senno del poi siamo tutti bravi o nel criticare l'eccesso o nel criticare il difetto. Questo non significa che dobbiamo assolvere coloro i quali eventualmente dovessero essere identificati come responsabili di atti criminali, perché laddove sono stati commessi degli errori e molto probabilmente sono stati commessi, è giusto che la magistratura faccia il proprio corso, ma che noi si debba criminalizzare comunque e dovunque l'operato dei politici, l'operato degli amministratori, l'operato dei sanitari, l'operato di chi che sia. Francamente credo che sia una espressione di superficialità e di, come dire, di sapientoneria, mi lasci passare questo termine, che in una situazione particolarmente delicata e obiettivamente difficile non è consentita. Come mai vengono colpite maggiormente gli uomini e meno le donne? Ma molto probabilmente, al di là di fatti strettamente genetici, un ruolo particolarmente importante, e lì io intervengo come fumatore e come persona impegnata da qualche decennio nella lotta al tabagismo, può intervenire la particolare predisposizione dei fumatori, perché hanno delle caratteristiche fisiche che pare li rendono particolarmente sensibili a questa infezione. Non sono io che lo sostengo. Certo, pare che una percentuale di positivi di sesso maschile rappresenti una quota particolarmente considerevole di soggetti fumatori, ma c'è uno studio effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità e la dottoressa Pacifici, responsabile del Dipartimento Fumo, Alcol e Droga, ha sostenuto pubblicamente che i soggetti fumatori sicuramente sono particolarmente esposti e siccome la percentuale dei fumatori nel sesso maschile è superiore almeno di 5 punti percentuali rispetto alla percentuale delle donne fumatrici, è probabile che questa diversa prevalenza sia ascrivibile proprio a questo fattore di fragilità derivante dal fumo. Ecco, parliamo delle mascherine. Si fa tanto
un gran parlare oggi, mascherine sì, mascherine no, c'è chi li usa, c'è chi non li usa, c'è chi dà, insomma, ognuno dice la sua, però dico quanto è importante oggi e anche in previsione futura usare le mascherine. Una volta vedevamo quelli della Cina, insomma, eravamo abituati a vedere queste persone con le mascherine, un po' tutti, insomma, avevamo da criticare. Ora, oggi invece l'importanza, diciamo, della mascherina è stata sottoscritta da tutti, no? Lei ha detto bene, tutti parlano di mascherine, tutti dicono la loro, ma non possiamo tutti improvvisarci esperti e competenti. In questi casi bisogna appellarsi a quello che è il parere della scienza. Nel caso specifico c'è una indicazione ufficiale che proviene dall'organo più autorevole per quanto riguarda la gestione della sanità pubblica in tutto il mondo, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che distingue fra l'altro fra diversi dispositivi di protezione, perché ci sono le mascherine chirurgiche, ci sono le FFP2 e le FFP3 con caratteristiche diverse ed è inutile che stiamo qui a spiegare quali sono le differenze. Le FFP2 e le FFP3 sono destinate al personale sanitario, mentre le mascherine chirurgiche sono destinate a tutti i soggetti. Le mascherine chirurgiche vanno indossate, ma attenzione, non perché rappresentino una protezione passiva. Se io indosso la mascherina, non la indosso perché mi devo proteggere da un eventuale contagio che lei può provocarmi con le sue goccioline provenienti dallo starnuto, dalla tosse o da una semplice comunicazione verbale. No, hanno una protezione nei confronti degli altri, cioè io devo mettere la mascherina perché nel caso in Per cui gli infetti altri. il virus potrei infettare gli altri. Per cui la mia sommessa, umile opinione di operatore sanitario di periferia è che tutti dobbiamo indossare le mascherine perché tutti siamo dei potenziali soggetti contagianti. E oltre a questo, dal momento che il virus si può trasferire anche da superficie a superficie, sia pure in misura di gran lunga inferiore, sia pure con una marcata differenza fra soggetti sintomatici e soggetti asintomatici, ad esempio l'uso dei guanti è sempre consigliabile, così come per chi lavora, ad esempio nel mio studio professionale o nella sua scrivania o presso l'ufficio postale o negli esercizi commerciali, bisogna procedere ad una sanificazione continua, bisogna disinfettare. Se io sono titolare di un supermercato, non ho la discrezionalità, ho l'obbligo per ordinanza di sanificare periodicamente il mio negozio, il mio esercizio commerciale, il mio ufficio, quello che è, così come i sindaci, per ordinanza del Presidente della Regione, hanno l'obbligo di procedere periodicamente alla disinfestazione dei centri abitati, anche perché con una delibera di giunta la Regione Siciliana ha messo a disposizione dei comuni dei soldini destinati solo ed esclusivamente ai processi di sanificazione delle città. Dottore, senta, parliamo di questi test seriologici. Proprio oggi è arrivata un'email dell'assessorato che autorizza i test seriologici in particolare su determinate categorie di persone, gli impiegati, Prima di ogni cosa il il personale sanitario, personale poi le sanitario. forze, poi le forze dell'ordine, Ecco, perché poi non la si c'è popolazione carceraria. perché non si ci è pensato prima? C'è stato un ampio dibattito se usare o meno questi test seriologici, quindi Questo come mai ampio, ci sta questo arrivando ampio, ora, questo diciamo? ampio dibattito è di qualche giorno, perché Sì. mi permetto di ricordare che il problema del coronavirus 19 si è presentato ieri l'altro. Non c'erano i test sierologici, cioè i test per la ricerca degli anticorpi di questo virus. E ancora oggi non c'è una elevatissima scorta che possa permettere, ad esempio, di fare questo test a 60 milioni di italiani, anche perché questo test non è che va fatto una sola volta, perché bisogna distinguere fra il tampone, di cui abbiamo sentito parlare fin dal primo giorno, e i test sierologici. Qual è la differenza? Il tampone va alla ricerca della presenza,
del virus vivo nel nostro organismo. Il tampone si fa con questo elemento cotonoso o nella faringe o nella mucosa nasale, si prende questo materiale biologico e si va alla ricerca di questo virus e si stabilisce se c'è o se non c'è, anche se c'è una minima percentuale dei cosiddetti falsi negativi, cioè di soggetti che hanno il virus e che risultano negativi. Così come c'è da dire che io posso fare il tampone nel periodo in cui si sta incubando la malattia, il virus, e ancora non riesco a beccarlo. Per cui mi faccio il tampone oggi e sono negativo, se me lo ripetono dopodomani posso risultare positivo. Andiamo ai test sierologici. I test sierologici vanno alla ricerca degli anticorpi nei confronti di questo virus. E non sono tutti uguali i test sierologici. Ci sono quelli qualitativi, ci sono quelli quantitativi. Ci sono quelli che vanno alla ricerca degli anticorpi qualificanti, cioè quelli che effettivamente conferiscono una immunità più o meno lunga, e altri di altro genere. Quindi il test sierologico non ci dice se siamo infettanti, perché non va alla ricerca del virus. Ci dice semplicemente se siamo venuti a contatto con questo virus e quindi abbiamo elaborato gli anticorpi nei confronti di questo agente che viene riconosciuto come estraneo o meno. Non è un test per valutare il quadro clinico, il quadro patologico, no, ha una importanza per i rilievi epidemiologici. Ad esempio, questo ci può permettere una più agevole gestione della cosiddetta fase 2. Ma attenzione, non confondiamo il test sierologico con il tampone, perché sono due cose distinte e separate. Che ben vengano i test sierologici, ma con evidentemente l'accortezza che laddove viene richiesto, perché ci si orienta in questa direzione, i tamponi dovranno continuare a farsi. Ecco, un commento sui dati del Covid nella nostra provincia. Abbiamo visto, oggi non ci sono casi, fortunatamente, secondo l'ASP, però abbiamo visto che il maggiore centro è stato Sciacca, sappiamo tutti perché, per via di quella dottoressa che era venuta da Bergamo. No, mi scusi, dottore Cantella, lei è informato male. Purtroppo io devo, per l'ennesima volta, almeno così è, questa notizia è passata. Per l'ennesima volta non solidarizzare con una illustre e per bene collega, no. Io devo, per rispetto della verità, dire come sono andate le cose. Questa collega, che ha sempre lavorato incessantemente e con grande dedizione, oltre che con competenza, quando ha capito che poteva essere positiva perché ha avuto la febbre, immediatamente si è sottoposta agli esami e poi è stata ricoverata. È stato detto che era stata a Bergamo, è stato detto che la sorella proveniva da Bergamo, è stato detto che era venuta a contatto 3 giorni prima con persone che venivano da Brescia, è stato detto di tutto. È stata infangata la sua dignità. Di tutto questo non c'è assolutamente niente di vero. Non che la collega abbia bisogno della mia difesa, perché difesa non è. Questa è amore per la verità. Quindi, oltre a fare gli auguri e complimentarmi per la guarigione della collega, io devo dire che il focolaio di Sciacca non è detto che sia stato provocato dalla collega, perché può anche darsi che la collega sia stata infettata proprio a Sciacca. Un dato è certo, che nonostante questo focolaio, la situazione in provincia di Agrigento, in Sicilia, sicuramente non ha destato particolare preoccupazione. Di questo, oltre a ringraziare coloro i quali hanno deliberato misure particolarmente restrittive, la classe politica, oltre a ringraziare i colleghi medici di cui io, dalla categoria dei medici di cui io mi onoro di far parte, e non è il caso di definirci eroi, facciamo semplicemente il nostro dovere. Eroi sono quelli che hanno sofferto, che continuano a soffrire, non solo come pazienti, ma anche i familiari che sono costretti molto spesso a non avere notizie dei propri familiari
da quando arrivano al pronto soccorso a quando vengono dimessi. Questi sono atti di eroismo. Noi facciamo semplicemente il nostro dovere. E un ringraziamento va anche al popolo siciliano che nella stragrande maggioranza dei casi ha rispettato le norme, e poi, se mi è consentito, siccome io sono credente, devo ringraziare la provvidenza divina e la Madonna, che sicuramente ci ha assistito più che altre regioni. Il suo comune ne ha avuto 8 casi finora. Sì, 8 casi, con un solo decesso. Si tratta di un paziente che era avanti negli anni, che aveva varie patologie croniche e invalidanti e che purtroppo non ce l'ha fatta. Bisogna dare atto, ci abbiamo alla conclusione, poi le faccio un'altra domanda, diciamo ai sindaci che in questo momento un po' dovunque, anche in Sicilia lo vediamo, in trincea, in prima persona, diciamo instancabilmente stanno, Sì, qualcuno al diciamo, di là della trincea sono addirittura. in frontiera. Sì, c'è il sindaco di Messina che sì, Vabbè. sì. Dico, però, tutto sommato, di quei sindaci... In un momento particolarmente tragico, queste uscite del sindaco di Messina sicuramente si possono considerare divertenti, folcloristiche, sì. Diciamo che è l'eccezione un po', però dico, tutti gli altri sindaci li stiamo vedendo impegnati quotidianamente in tutte le varie mansioni, dal fare le mascherine alla sanificazione, insomma, alla distribuzione dei buoni pasto, e anche, diciamo, un altro aspetto importante è la grande solidarietà che si sta manifestando da parte della gente. Sì, è un dato altamente positivo. Io continuo a lavorare, non ho smesso nemmeno un giorno, evidentemente, e sono onorato di continuare a stare in trincea. Devo riscontrare questa riscoperta di alcuni valori che sembravano quasi completamente tramontati: il valore della famiglia, l'avvicinamento alla fede, e non è una cosa da trascurare. La riscoperta del valore della riflessione, di pensare al futuro e contemporaneamente riscoprire il significato del passato. Sicuramente, se non è servito ad altro questo virus, sicuramente ha ricondotto ad una dimensione, tra virgolette, più umana la nostra esistenza. Abbiamo visto una Pasqua, diciamo, in silenzio, senza le classiche manifestazioni, anche la Chiesa, diciamo, ha subito accolto le La Chiesa, che ha istanze. assunto un ruolo sicuramente molto responsabile, a partire dal Santo Padre, ad arrivare ai parroci di periferia, che sicuramente, tranne qualche caso sporadico, hanno sicuramente mantenuto un comportamento di altissimo livello. Anche loro devono essere ringraziati anche per l'azione di solidarietà e di supporto che hanno promesso su tutto il territorio nazionale. Allora, un'ultima domanda. L'ultima domanda che le voglio fare è a proposito delle bufale che per ora, diciamo, circolano sulle televisioni, sui social. Ecco, ci sono tante persone che dicono la loro, no? Su tanti casi. Lei addirittura ha anche pubblicato una sua riflessione. Dico, ci sono moltissimi casi, no? Magari qualcuno, così giusto per non dare, diciamo, seguito a queste credenze, a queste notizie fasulle. Guardi, sulle fake news cosiddette, Fake news. se lei fosse disponibile, potremmo anche fare 2 trasmissioni. In primo luogo, bisogna precisare che molto spesso si usa impropriamente il termine fake news. Ad esempio, se io stasera sostengo una opinione che domani non dovesse essere supportata dai fatti, nessuno può dire che io ho promosso, che io ho comunicato, ho elaborato una fake news. Perché per fake news si intende in maniera chiara ed inequivocabile la produzione di una notizia artatamente falsa, priva di fondamento, senza nessun rapporto fattuale e principalmente che abbia finalità, nella stragrande maggioranza dei casi, non voglio dire malefiche, ma sicuramente non trasparenti. Quindi, se lei dovesse sostenere che anziché il 3 maggio la fase 2 comincerà il 20 di maggio, non può essere accusato di avere prodotto una fake news, perché ora tutti
Ci riempiamo la bocca con questo neologismo, che poi tanto neo non è, di fake news. Fake news è ben altra cosa. E fake news è chi produce notizie false per scopi particolari, come ad esempio coloro i quali propagandano delle medicine, degli intrugli, presentandoli come rimedi contro il coronavirus o addirittura per evitare l'eventuale contagio in cambio di un bel po' di soldini. Fake news sono quelle che vengono elaborate ad esempio, anche a livello particolarmente autorevole, di produzione in laboratorio di questo virus per scopi malefici. Qualcuno accusa la Cina, qualcuno accusa l'America, ma questa è una pericolosa fake news messa in giro artatamente, che semina non solo panico, ma anche delle valutazioni che possono essere aggiuntivamente pericolose. Fake news è quella che con l'aglio o con la cipolla, forse pensando che il cattivo odore possa scoraggiare il virus, allontana ogni possibilità di contagio. Fake news ce ne sono un mare, che abbiamo il sacrosanto dovere di bloccare sul nascere, perché guai ad alimentare queste voci, perché ci sarebbe un danno a volte irreparabile. Ad esempio, c'è uno che si presenta come medico e a malapena ha preso la laurea in farmacia, che fra l'altro è stato denunciato, che con un video di non so quanti minuti ha cercato di diffondere delle notizie francamente false, che sono state alimentate, perché purtroppo ora, con questi mezzi di comunicazione e con questi social, in tempo reale, una notizia che io do a lei in questo momento, contemporaneamente può fare il giro del mondo. E addirittura lei sa benissimo che ci sono dei meccanismi, dei congegni, delle tecniche per diffondere in maniera spaventosa ed esponenziale queste notizie. E mi fa piacere che sia stata istituita una commissione di esperti, non per bloccare le fake news, attenzione, perché non è facile bloccarle. Non tutte le piattaforme sono in grado, anche perché ce ne sono così tante, che richiedendo la verifica un bel po' di tempo, non possono essere bloccate nell'arco di istanti. Ma questa commissione ha la funzione di fare in modo che la comunicazione possa essere la più costruttiva, la più reale, la più vera possibile, per cui un consiglio che io posso dare, laddove è possibile, è che prima di bere una qualsiasi notizia si possa verificare la fonte e evidentemente se è una notizia che viene data da fonti autorevoli, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, centri di ricerca, istituti universitari, allora è difficile che si possa trattare di una bufala. Ma se c'è il sito www.vattelapesca.com, evidentemente, quantomeno, se non devo diffidare, devo fare molta attenzione nel valutare la veridicità e l'appropriatezza di queste notizie. Quindi andiamoci adagio con le notizie e cerchiamo di essere cauti. Dottore, noi la ringraziamo, chiudiamo questa nostra lunga intervista con un appello e un consiglio del dottor Nenè Mangiacavallo. Continuiamo ad essere soggetti rigorosi, civili e rispettosi della salute nostra e degli altri. Continuiamo a rispettare le norme che sono state indicate dal governo nazionale e dal governo regionale, perché la salute è il bene più grande che noi possiamo avere, non lo dico soltanto da medico, e basterebbe molto poco in termini di irresponsabilità per intaccare non solo la nostra, ma anche la salute degli altri. Per cui, oltre ad essere un atto di civiltà, è sicuramente un atto di nobiltà che può permetterci di avvicinarci quanto più è possibile a questa fase tanto agognata di normalità
che ci auguriamo possa arrivare al più presto possibile. Grazie dottore, una buona serata e buon lavoro. Buona serata.